Campeolo 1,51,88 Barontini. Quindi Campeolo al comando, davanti a Tomasi, l'atleta trentino con i primi colori dell'Atletica Trento. In terza posizione dovrà essere Hisham Jarim della nuova Atletica Molinella. Mentre nel lungo abbiamo visto il salto di Tainara Tommasini, 5,35 finora non si migliora, 5,16, rimane al terzo posto di questo primo gruppo di salti guidato, ricordiamo, da Giorgia Sansa della Friuli Palmanova, unica atleta aver per il momento superato lo standard di qualificazione posto a 5,55. In pedana ora abbiamo Neri. Andiamo a seguire la conclusione della seconda batteria degli 800, sempre guidati da Abel Campeol, l'atleta della Silca Ultralight Vittorio Veneto, davanti a Mirko Tomasi, il portacolore dell'Atletica Trento. Ed è Campeol davanti a Tomasi e in terza posizione atleta con il petrolio numero 43 Jacopo Polnastri della Carugate, tempo ufficioso del vincitore Abel Campeol 1,56,95. Sia 1 e 2 gli atleti accreditati dei migliori tempi, ovvero Michele Teverti dell'Atletica Reggio 1,54,41 corsia 1, in corsia 2 con 1,54,48 Federico Tramontotti della Servizi Atletica Futura Roma. Sono partiti Deverti, Tramontotti, Gambassi, Anesi, Orlando, Cordioli, Frattucci, Ducuceanu, Valentini e Vanini sono i protagonisti della quinta e ultima batteria degli 800 metri piani all'iri. Gruppo ancora tutto compatto in questa quinta batteria, a guidare Dario Antonio Orlando, davanti al numero 51 Federico Tramontotti della Futura Roma. Passaggio lentissimo in questa quinta batteria, 59,83. Dopo il passaggio piuttosto lento al termine del primo giro, subito ad aumentare il ritmo perché gli atleti si sono resi conto che il ritmo era troppo lento e ora andiamo ad assistere agli ultimi 100 metri. Michele Deverti al comando in questa ultima batteria. Michele Deverti, pettorale numero 16 per l'Atletica Reggio, si aggiudica questa batteria con un gran finale dopo il passaggio lento, ancora 1,56,32. Pedale del lungo Leila Cone.